Sì, è un rapporto che a Banca Prealpi San Biagio sta molto a cuore. Sostenere questi focus sul territorio e capire che la banca di prossimità, la banca del territorio, quella che fa presidiare i comuni, è una banca molto interessante per l'imprenditore, ci fa molto piacere perché siamo sulla strada giusta. Lo ha detto anche Banca d'Italia, che è uno degli istituti di credito cooperativo che pensavamo potesse essere messo al bando, in realtà è tornato molto in voga. Questo perché oltre a fare il lavoro del territorio e conoscere veramente le persone del territorio, gli imprenditori e le famiglie, soprattutto sostiene, grazie alle erogazioni liberali che facciamo, anche il territorio, cosa che faceva in passato le grandi fondazioni, oggi lo fa Banca Prealpi San Biagio. Ecco, però dietro a tutto questo c'è la solidità del nostro territorio, perché voi non prestate i soldi a chi non è solido. Esattamente, infatti prima parlavamo anche che li prestiamo bene, abbiamo un ottimo riscontro e anche un ottimo controllo di quello che è il rischio, dovuto al fatto anche che questo territorio è un territorio molto sano e ricco e quindi riusciamo a prestare del denaro anche a costi ridotti rispetto alla media nazionale e ovviamente facendo le due attenzioni. Grazie alle associazioni di categoria, gli imprenditori, i commercianti riescono a presentarsi molto bene al nostro istituto e noi abbiamo solo note positive su questo ambito. Ecco, 7 milioni investiti nel territorio in eventi, in operazioni, che voi fate mai un calcolo che tutto questo possa ritornare proprio in termini di turismo e di quant'altro? Ovvio che il sostegno è per la promozione del turismo di quello che è il territorio. Noi facciamo in modo che gli imprenditori locali, i commercianti, gli albergatori possano avere questo sostegno attraverso le associazioni. Le associazioni di categoria o le associazioni sportive, culturali o ecclesiastiche che fanno e ristrutturano quelle che sono le chiese, i palazzi, quelli che sono i movimenti sportivi che portano i grandi eventi, ma anche le associazioni sportive locali, sono quelli che fanno in modo che nel territorio ci sia una possibilità di vedere da parte di chi arriva dall'estero e anche dalle altre comunità un'ottima collaborazione tra impresa, banca e ovviamente territorio comunale, municipi, perché bisogna dire che il valore grande che fanno i sindaci del nostro territorio sono quelli di coordinare questi eventi senza che vadano dispersi in altre cose.